In due distinte operazioni i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno sferrato un colpo allo spaccio di stupefacenti nel territorio. A Sciacca i militari della stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di Sciacca con precedenti di polizia. Durante una perquisizione veicolare e domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto un coltello, hashish, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi. L'uomo, che ha posto resistenza ai militari, è stato immediatamente messo agli arresti domiciliari. Nello specifico, i militari operanti in corso Falzello, nel procedere al controllo dell'auto condotta dal predetto, hanno perquisito il veicolo rinvenendo un coltello a serramanico aperto e riposto nel vano anteriore della macchina. Durante l'operazione l'uomo dava in escandescenze opponendo resistenza ai carabinieri operanti, che riuscivano comunque a riportarlo alla calma. La successiva perquisizione presso il domicilio dello stesso permetteva di rinvenire un involucro contenente sostanza del tipo hashish del peso di 30 grammi, un bilancino di precisione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida, nel corso del quale il giudice convalidava l'arresto e disponeva per l'uomo la misura degli arresti domiciliari. A Ribera i carabinieri della tenenza, impegnati in un servizio antidroga, hanno arrestato un cittadino marocchino di 29 anni. L'uomo, sorpreso a cedere la droga a un acquirente, è stato trovato in possesso di eroina e cocaina suddivise in varie dosi e una somma di denaro ritenuta preventivo dell'attività di spaccio. In particolare, i militari in via Modigliani a Ribera, nei pressi di un supermercato, durante un servizio di osservazione, notavano uno sconosciuto che si avvicinava al suscitato marocchino consigliandogli denaro e ricevendo da quest'ultimo un piccolo involucro prelevato da un cespuglio posto nelle vicinanze. L'acquirente riusciva a dileguarsi, mentre il 29enne marocchino, incensurato irregolare nazionale, veniva bloccato. Celati nel suddetto cespuglio venivano rinvenuti due contenitori, uno di 10 dosi di eroina pari a 3 grammi e l'altro con 13 dosi di cocaina. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura di Sciacca, è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell'udienza di convalida, nel corso del quale il GIP convalidava l'arresto e disponeva per l'uomo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.